Non è una buona notizia l'abbandono della presidenza di Veneto Banca da parte di Beniamino Anselmi, manager di vecchio corso alla guida di importanti istituti bancari e da pochi mesi presidente di Veneto Banca. La nota ufficiale che annuncia le dimissioni parla della volontà di Anselmi di dedicare maggiore e costante presidio all'area dell'Information and Communication Technology, ambito strategico che già lo vede impegnato come consigliere di amministrazione in SEC Servizi a Padova, in vista delle sinergie da sviluppare con Banca Popolare di Vicenza. Ma il nuovo cataclisma ai vertici dell'istituto bancario è l'effetto di una serie di divergenze che nel tempo sono diventate evidentemente insanabili, sia all'interno dell'istituto di credito di Montebelluna, dove la gestione degli enormi problemi ereditati è tutt'altro che avviata, sia con i vertici di Banca Popolare di Vicenza. Da subito Anselmi si era espresso a favore di una sorta di fidanzamento preliminare con l'Istituto Berico che consentisse ad entrambe le banche di avviare un risanamento dei propri conti. E proprio su questo, oltre che sulla gestione degli esuberi del personale, Banca Popolare di Vicenza ha già annunciato 1.500 licenziamenti, mentre Veneto Banca stava lavorando ad una linea più morbida in accordo con i sindacati, la spaccatura si sarebbe allargata fino a diventare insanabile. Anche perché Fondo Atlante, ago della bilancia, in quanto azionista unico delle due banche, appoggia la linea dell'Istituto Berico e del suo presidente Gianni Mion. Solo 10 giorni fa Alessandro Penati, numero 1 di Fondo Atlante, aveva infatti inviato una lettera ai vertici delle due banche con cui si chiedeva proprio di predisporre entro fine anno un piano che preveda l'ipotesi di fusione per quantificare possibili sinergie. Ora la decisione di Anselmi sembra quasi una resa in questa direzione e il futuro, sia per i dipendenti delle due banche che per gli azionisti, appare tutt'altro che roseo. I bilanci di questo primo semestre di gestione sono infatti profondamente in rosso. I due istituti hanno perso insieme oltre 1 miliardo di euro e questo mentre sono ancora in corso le questioni non secondarie del reperimento di risorse proprio in vista del contenzioso con i vecchi azionisti e delle sofferenze da capogiro che hanno portato alla situazione attuale. I 2,5 miliardi immessi da Fondo Atlante non sono nemmeno vicini a sanare una situazione simile. La strada della fusione sembra quindi tracciata. In tutto questo, Beniamino Anselmi, che insieme alle dimissioni dalla presidenza ha presentato anche quelle dal consiglio di amministrazione della controllata Banca Intermobiliare, rimane nella CDA di Veneto Banca come consigliere. Continuerà quindi ad operare per cercare altre soluzioni possibili. Quanto a SEC Servizi, la società consortile nata per prestare servizi informatici agli istituti di credito e in cui le due popolari hanno quote importanti, i sindacati già lanciano l'allarme. SEC infatti ha i conti in ordine e utili che lo scorso anno hanno toccato i 137 milioni di euro e le due popolari potrebbero pensare a vendere le proprie quote in SEC. Per BPV la quota SEC vale 12,8 milioni di euro, 6,7 milioni per Veneto Banca. SEC è quindi il bocconcino più appetibile dell'arcipelago popolari, ma i 285 dipendenti e 200 di indotto tra consulenti e società informatiche già tremano alle voci di una fusione imminente, anche perché altre voci ipotizzano l'accorpamento in SEC della società di servizi bancari di Veneto Banca, che da sola conta 300 dipendenti. Insomma, la partita che si apre è tutt'altro che scontata e i costi sociali di questo disastro ancora non sono definiti.